con Severino Pellizzari, che invito, è il responsabile regionale dell'organizzazione, ha voluto intitolare, proprio dopo aver, prima ancora di sentire l'intervento del Vice Ministro, questo suo breve intervento con questo titolo: Anziani dalle parole ai fatti, perché di parole, visto che, Presidente Severino, lei non è più un under 30, voglio dire, è da un pezzo, di parole ne ha sentite tante, gli scenari sono noti, i numeri sono chiari, però... Allora, io ormai seguo la situazione di questo problema annoso, ancora ai tempi quando è uscita la famosa piramide rovesciata. Lei, dottor Ancetti, si ricorda benissimo. Ho seguito quasi tutta la legge sulla non autosufficienza, che era la relatrice, una deputata della sinistra, e praticamente adesso si chiama la legge della nuova autosufficienza. L'hanno finanziata con 1 milione di euro, mi sembra, no? È una sciocchezza di soldi. Io la vice ministra l'ho conosciuta a Roma, l'ho vista l'anno scorso, l'ho vista oggi. Queste parole sono belle parole, però bisogna passare ai fatti. I fatti significano bisogna trovare i fondi, e i fondi non ci sono. Allora bisogna trovare delle formule moderne per recuperare dei soldi o dei finanziamenti o dei contributi che possano realizzare almeno per i prossimi 3, 4, 5 anni. Lei, dottor Ancetti, sa il mio pensiero, dobbiamo anche copiare dai migliori. In Europa c'è quella famosa legge storica che pagano una polizza assicurativa o un versamento di scopo, lo chiamano. Bisogna fare questo in tempi rapidi, perché questi bilanci non permettono di fare quello che dice il ministro Bellucci. Pertanto bisogna cambiare registro. E a proposito di assicurazioni, voi come ANAP, anche ieri ce ne ha parlato il segretario generale Menicacci, una proposta l'avete lanciata. La proposta, che è una mia idea fissa storica, bisogna cominciare, intanto non inventare nulla, copiare dalla Germania, copiare dalla Danimarca e dalla Norvegia. Basta copiare e si fa. E pensare, io parlavo prima con un collega vicino a me, se andiamo avanti così, andiamo a sbattere, perché le persone che vivono in questo paese si stanno quasi rassegnando alla non soluzione di questi problemi. È vero, siamo quelli che vivono più a lungo, però è statisticamente provato che siamo tra i peggiori, che gli ultimi 10 anni di vita siamo i più sfortunati, per usare un eufemismo. Allora io dico alla classe politica, a questo governo, che probabilmente durerà 2 mandati, forse è il primo governo che farà 2 mandati in Italia. Allora, devono cambiare tutto, devono trovare delle risorse straordinarie per poter far fronte a questi progetti che lei, dottor Ancetti, conosce quanto me, anche meglio di me. Questo è il concetto. Grazie, anche perché questa, se dovessimo chiamarla con il nome che ha, è un'emergenza, quella che arriva, quindi va trattata come un'emergenza. Grazie a Severino Pellizzari.